la necessità o il fatto che fosse auspicabile di arrivare ad una risoluzione condivisa di tutto il Consiglio rispetto ad un tema così cruciale come la guerra attualmente in atto tra Israele e Palestinese è fallita, perché noi riteniamo che la condivisione rispetto, ripeto, ad una questione così cruciale non debba essere una condivisione esclusivamente di natura estetica, perché se ci sono delle posizioni inconciliabili che rappresentano una lettura del contesto geopolitico attuale divergente, la fatica della politica dovrebbe essere quella di arrivare ad una sintesi condivisa, per aggiungere un punto di vista e non, diciamo, ad un testo che in qualche modo si limitasse ad essere la somma di posizioni che sono profondamente diverse rispetto al giudizio che le forze rappresentate in questo Consiglio danno su ciò che è avvenuto dopo il 7 di ottobre. Perché il punto di partenza sul quale mi pare siamo tutti d'accordo è la condanna unanime ad Hamas e a tutte le azioni terroristiche che in qualche modo, a diverso titolo, ora abbiamo negli occhi le immagini del 7 di ottobre, ma pur con le diverse proporzioni, anche l'attacco terroristico a Bruxelles rappresenta la modalità di azione di gruppi islamici terroristici che minano alle fondamenta la democrazia dell'Occidente. Questa è una condanna che siamo riusciti a definire in maniera unanime. Abbiamo definito in maniera unanime la preoccupazione per coloro che ancora sono ostaggi nelle mani di Hamas a Gaza. Abbiamo espresso comune solidarietà al popolo israeliano e il diritto che quello Stato ha di difendersi rispetto ad un attacco così criminale. Sono due invece le questioni sulle quali non siamo riusciti ad arrivare ad una sintesi. La prima questione riguarda, a nostro giudizio, un'opinione chiara ed esplicita rispetto a ciò che sta accadendo in questi giorni, in queste ore nella striscia di Gaza, e cioè di come ad una guerra si stia sommando un'altra guerra, e cioè come a vittime civili, quelle israeliane del 7 di ottobre e dei giorni seguenti, si stiano aggiungendo altre vittime civili, e sono quelle delle donne, degli uomini e dei bambini palestinesi in queste ore bloccate nella striscia di Gaza sotto i bombardamenti e l'attacco di terra dell'esercito israeliano. E abbiamo chiesto al Consiglio regionale di condividere una lettura che condanni la violenza a prescindere dalle ragioni per le quali viene esercitata, perché non c'è mai una buona ragione per uccidere un bambino nella sua casa, sia che sia un bambino israeliano e sia che sia un bambino palestinese. E al netto delle convinzioni che noi possiamo avere, ciascuno le sue personali, sulla storia del Medio Oriente e sulle ragioni per le quali oggi il processo di pace in quella zona del mondo è miseramente naufragato, io credo che noi avremmo dovuto arrivare ad un punto di vista condiviso su come le istituzioni nazionali e internazionali dovrebbero agire, non per far divergere le opinioni, ma per farle convergere verso un'unica azione che dovrebbe portare non a costruire dei nemici che già esistono o addirittura nemici nuovi dentro un conflitto già ben armato, ma semmai a ricercare la via della pace, che è fatta di sintesi, di mediazione, dove non si approfitta di un conflitto internazionale per poter piantare delle bandierine ideologiche. Da questo punto di vista rimaniamo davvero molto, molto delusi dal fatto che abbiamo registrato la pervicace volontà di Fratelli d'Italia di voler in maniera surrettizia avvicinare il mondo del terrorismo islamico al concetto delle ONG, come se i problemi che i governi internazionali devono affrontare potessero essere in qualche modo accomunati sotto questa unica lente di lettura. Abbiamo, registrato con forte preoccupazione, a maggior ragione per il fatto che Fratelli d'Italia è un partito che oggi esprime niente che meno che il Presidente del Governo, che dovrebbe essere impegnato in una lettura collettiva che tiene in conto delle necessità di tutti nella guida del nostro Paese, che invece oggi ancora una volta dimostra tutta la propria inadeguatezza, tentando di sfruttare il dramma di due popoli ai fini meramente propagandistici. Ecco, noi
Non ci siamo prestati a questo tentativo per queste ragioni, grazie. E chiudo approfittando dell'occasione per affermare che chiederemo il voto per parti separati di questa risoluzione.